Tra gli espositori c'è anche l'artista Paola Moretti, al quale chiediamo insomma due battute per conoscere meglio se stessa, come è nata la tua passione e soprattutto un invito ai nostri amici a partecipare a questa bella iniziativa, no? Buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, io dipingo da 20 anni, la mia arte insomma si è abbastanza sviluppata nel tempo prendendo diversi percorsi. Ho iniziato, ho fatto il sello, di conseguenza la mia formazione come grafica e fotografa, poi mi sono lanciata nel mondo dell'illustrazione e una volta esaurita la passione per l'illustrazione, che vedo più vincolante, più crea dei vincoli insomma all'interno del procedimento, ho deciso di esplorare nuovamente il mondo dell'onirica, che è casa mia sostanzialmente. Mi piace il mondo del sogno, sicuramente l'ambiente per me è più naturale, e attraverso l'esperienza e la sperimentazione sono riuscita ad arricchire delle cose all'interno di questo mondo, apportando appunto sia grafismi, sia simbologie. E a me piace raccontare. Ecco, se vogliamo, l'illustrazione è rimasta in un senso diverso, nella quale mi piace essere più libera, ma le mie tele comunque raccontano sempre qualcosa, sono come dei frame. Le tecniche che utilizzo sono diverse, dipende sempre dall'atmosfera che voglio raggiungere, perché questa è fondamentalmente la missione quando si incomincia un'opera. Creare un'atmosfera, partire da questa e da questa poi sviscerare il centro. Si parte dall'esterno per andare verso l'interno, così per me è il modo mio di raccontarmi nei disegni. Senti, portare queste opere in una grande città, diciamo così, è utile perché il giro c'è, però portare le stesse in una località fuori i centri, i grandi centri, cosa vuol dire? Ma vuol dire intanto creare tessuto, nel senso che il Friuli comunque è popolato da tanti artisti. Sono un po' sottovoce, ma credo che negli ultimi anni ci sia una bella scoperta del nostro mondo in maniera più sentita. E crea tessuto, crea consapevolezza e è necessario anche, soprattutto in Friuli, dare questa significativa presenza artistica. Buon lavoro allora. Grazie, grazie. Bella iniziativa, è solo da visitare alla fine, no? È la seconda edizione, la prima fu nel 2019, poi purtroppo subentrò il Covid. Abbiamo inteso riproporla con un lotto di artisti del tutto rinnovato rispetto alla prima edizione. Artisti della prima edizione che ieri nella vernice hanno voluto comunque onorarci. Abbiamo avuto una vernice con un ottimo pubblico qualificato. C'è stata la presenza di Matilda Borta, Simona Fedele e altri artisti di primo piano. Quindi il lotto che stiamo presentando in questa edizione è estremamente qualificato. Io ho cercato di riproporre la qualità più che la quantità, quindi abbiamo proposto un sette bello di assoluto primo piano. Come avevo detto, ci sarà questo il prossimo, gratuitamente, un salto alla cultura non costa nulla. Ma ho trovato nel comune di Manzano una valida spalla, l'assessore alla cultura Silvia Parmiani e anche il sindaco Furlani ieri erano presenti, quindi per muovere la cultura nei centri come Manzano, che è un centro abbastanza grosso ma comunque ha bisogno di una spinta, cerchiamo di organizzare anche questi eventi, appunto come hai detto tu, favoriti anche dalla bellezza della location di questo Foledor, che era un antico deposito di uvaggi dei conti Boschetti della Torre che il comune anni fa ha acquistato trasformandolo in sala conferenze al pian terreno e in sala esposizione qui al primo piano, quindi tutti gli artisti anche oltre al pubblico hanno apprezzato.